Santo. Amen. Il Dio della speranza, della gioia e della vita sia con tutti voi. Concludiamo con questa celebrazione eucaristica la festa della nostra celeste patrona, la Vergine Maria. Al termine della celebrazione eucaristica la porteremo processionalmente per le vie del nostro centro storico. Siate benvenuti in modo particolare i pellegrini, le confraternite presenti che sono qui per onorare la Vergine Maria, per chiedere anche l'aiuto, la protezione, la potente intercessione di Maria Santissima. Abbiamo questa fiducia nella Madre Celeste e nelle sue mani che mettiamo tutti i nostri bisogni, che mettiamo le nostre sofferenze, le nostre fatiche. Ecco perché la Madonna le porti davanti al Signore, il Signore ci dia gli aiuti e le grazie necessarie per poterli affrontare. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti nel nostro cammino di testimonianza di fede. Anche la processione sarà una testimonianza di fede. Cammineremo insieme, pregheremo insieme, canteremo insieme in onore della Vergine Maria e a lode e gloria di Dio Padre. Disponiamo dunque il nostro cuore a incontrare il Signore nella Sua parola, ma soprattutto nell'Eucaristia. Ecco, lasciatemi innanzitutto dire la contentezza di poter celebrare questa Eucaristia nella solennità dell'Assunzione di Maria con un tono, con un orizzonte che va ben al di là sia di questa Chiesa, sia della Liguria, perché so che ci sono dei piemontesi e dei lombardi presenti, ma la gioia è ancora più grande perché questa celebrazione ha una dimensione europea. Io sto celebrando con Dom Jaro della Cecoslovacchia, della Slovacchia, si deve dire così perché sono due nazioni distinte, e con un padre gesuita, padre Edric, polacco, che da 17 anni in Romania. Ecco, allora questa celebrazione assume questo spirito che vorrei ancora allargare di più a uno spirito mondiale. Io mi sento, insieme penso a voi, profondamente unito in questo momento con Papa Francesco, che in Corea sta ricevendo in quello che si chiama il Sinodo dei giovani dell'Asia, o se vogliamo la giornata asiatica dei giovani. Sono appena 6.000, sembrerebbe poco, ma non dimentichiamo due cose: la Corea ha il 10% di cattolici e i giovani che vengono da 23 nazioni dell'Asia, alcune nazioni hanno il 2, il 3%. E il Papa che dice che l'Asia è il continente del terzo millennio. Pensiamo India, pensiamo Giappone, pensiamo Filippine, pensiamo Corea. Ecco, allora il cuore si allarga, e si allarga anche con questo sentimento. È un disonore per l'umanità, perché dei giovani che della Corea del Nord, che avevano chiesto di poter pregare con il Papa, è stato negato questo diritto in nome di che cosa? Di una prepotenza che il Vangelo di oggi sconfessa completamente. Ecco. Adesso voglio lasciare a voi due sentimenti che porto nel cuore, alla luce e di questa festa e della parola che abbiamo ascoltato. Direi con gli occhi del cuore, più che con quelli della testa, della faccia, vorrei dare uno sguardo al cielo e poi uno sguardo a noi sulla terra oggi, in questa festa. Uno sguardo al cielo: noi oggi celebriamo la Pasqua di Maria, quella che viene anche chiamata la Pasqua dell'estate. In parole semplici ma comprensibili, cosa celebriamo noi oggi quando diciamo che Maria è assunta in cielo in anima e corpo? Ecco, ce lo dice benissimo il prefacio della Messa, tre realtà che accenno appena. Tu non hai voluto che Maria conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che ha generato il Signore della vita, colei che ha portato in grembo per 9 mesi l'autore della vita, il Dio della vita, non poteva essere soggetto alla corruzione. E c'è tutta una tradizione dei Santi Padri
E poi questa verità è stata proclamata non come scoperta della Chiesa, invenzione della Chiesa, quando nel 1950 il Papa Pio XII la definì. E in questa verità noi comprendiamo, come dice la definizione del dogma, che ci lascia liberi di pensare se Maria sia morta o no. Perché il testo dice così, le testuali parole: l'Immacolata Madre di Dio, Maria sempre Vergine, dopo aver compiuto il corso della sua vita mortale, fu assunta in corpo e anima al cielo. E siccome siamo liberi di pensare questo, se l'una o l'altra possibilità, io amo pensare Maria che si è addormentata nel Signore. Ecco, come un'antica tradizione, antichissima anzi, della Chiesa d'Oriente chiama questa festa la Dormitio Mariae, Maria che si addormenta, come è molto rappresentato bene qui in questa tela, qui alla mia sinistra. E Gesù che era morto in croce, certamente ha abbandonato la fiducia del Padre, dicendo: nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito, però con grandissimi dolori Maria non risulta che abbia sofferto nella morte. È stato un addormentarsi tra le braccia del Padre, di Dio, come un bambino tra le braccia della mamma. Ma che di noi che non desidera avere quello che sarà nell'ultimo giorno della nostra esistenza come inizio di una vita nuova, avere una fine così, un addormentarsi sereno, tranquillo tra le braccia di Dio, che è il nostro papà, sul cuore di Maria, che è nostra madre. La seconda affermazione è questa: Maria è primizia, è immagine della Chiesa, perché lei è già quello che noi saremo. Ecco, io penso che siamo tutti uguali, i sentimenti di fondo non variano, può variare il modo di esprimerli. Noi abbiamo due grandi paure, almeno io le ho. La prima, la paura che la fede riesce a superare, anche se rimane il mistero, di morire, di scomparire. La seconda paura, che tutte quelle realtà che hanno reso bella la nostra vita, la famiglia, le amicizie, la contemplazione della creazione, il mare, i monti, i bambini, i fiori, tutto questo venga troncato. Ebbene, alla festa di oggi ci dice che tutto questo diventerà nuovo, diventerà più bello, diventerà più grandioso. Diamogli, dice il Signore, un po' di tempo, perché anche noi risorgeremo. Allora questa festa, anche a quelli di voi che sono qui turisti in vacanza, non toglie nulla alla bellezza di una vacanza, al riposo, alla serenità, alla gioia della vita, all'incontro in famiglia. Si dice che quella pace profonda, quei desideri intimi che ognuno di noi ha di vivere oltre quello che vediamo, oltre questa vita, questo Dio in Maria assunta in cielo lo conferma. Perché Maria non è una dea, una divinità, Maria è una creatura umana, altissima per vocazione di Dio, ma se c'è lei che è una creatura umana, Maria ci dice: ci sarete anche voi. E il secondo sguardo che diamo a noi su questa terra è come si fa oggi, se leggiamo i giornali di queste giornate, a poter dire: è la Pasqua di Maria, è la Pasqua dell'estate, quando migliaia, forse centinaia di migliaia di persone, conculcate nei loro diritti, disprezzate, perché se tu non ti fai cristiano o esci dalla tua terra non prendendo nulla, o paghi una tassa o sarai ucciso. Come possiamo gioire in questo contesto? Come si può gioire in senso più ampio? Ecco, dicevo prima che non si è neppure permesso pregare con il Papa, in cui non si chiede, non si prega contro qualcuno, nessuno va a pregare contro qualcuno, perché quella è una imprecazione, non è una preghiera che si possa far questo. E sembrerebbe di dire che noi siamo arrivati ad un punto in cui non basta parlare di ONU, parlare di diritti conculcati e poi diciamo ci supera tutti. Sembra di essere tornati indietro di decenni, quando nella seconda guerra mondiale, chi è un po' alla mia età, si diceva: qui siamo calpestati come le formiche,
Qui non possiamo fare nulla se non gemere, se non gridare, se non stendere una mano, essere mendicanti, chiedere aiuto. Ed ecco allora che in questo sguardo, perché non cadiamo nella tristezza, nel pessimismo, ecco il canto del Magnificat. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ecco, dobbiamo dirlo a voce alta, non contro, torno a dire, come dicevo prima, ma a dire che non sarà la menzogna, non sarà l'ingiustizia, non sarà la cattiveria umana, la crudeltà, la ferocia umana che neppure certi animali, neppure gli animali hanno a trionfare. No, la loro parola non sarà l'ultima. Non sarà l'ultima parola, scusatemi se faccio dei nomi, la Corea del Nord o la Cina che opprimono altre nazioni che perseguitano. E quando il Papa ci dice che ci sono più perseguitati oggi che non all'inizio della vita cristiana, del cristianesimo, sappiamo che il martirio è stato seme fecondo di nuove cristianità. Ecco allora questa festa non ci porta allo stordimento, sapendo che c'è una umanità che soffre, un'umanità che dice pregate per noi, parlate per noi, intercedete per noi, dateci una mano, dateci un po' di cibo, un po' di acqua, perché abbiamo più nulla, abbiamo perso tutto tranne che Cristo e la fede. Ecco allora che questa festa, dando lo sguardo a noi, dice che Maria è vicinissima a queste persone, a queste situazioni, e che tutto quello che sarà orgoglio, prepotenza, menzogna, intolleranza, brutalità non avrà l'ultima parola. Lasciamo al Signore che dia a Lui poi la parola fine, ma vogliamo la conversione di chi è causa di tutto questo, non il castigo, la conversione, che il Signore cambi un cuore di pietra in un cuore di carne. E voglio terminare. Questi giorni, noi tutti forse chi più chi meno, ha qualche libro dietro con sé che legge giusto per recuperare del tempo che durante l'anno non c'è. Ebbene, un mio carissimo amico, compagno di vacanze, che legge il libro Alchimista del grande scrittore brasiliano Coelho, all'inizio di questo libro l'autore, una mezza paginetta che adesso vi leggerò, dice queste espressioni, e vorrei che fossero quelle che entrano nel nostro cuore questa sera in questa festa. Dice, immagina lui che la Madonna con Gesù bambino fra le braccia arriva ad un monastero per fare visita. Immaginate tutti i monaci che vanno in delirio e che si mettono in una lunga fila quando arriva la Madonna con Gesù bambino a dire quelle che sono le loro capacità. Io so a memoria i salmi, io ho scritto dei commenti bellissimi alla Bibbia, io so dipingere, io ho fatto delle vetrate. E poi all'ultimo posto della fila rimase un monaco, il monaco più umile, più povero del convento, che non aveva mai studiato i testi sacri. I suoi genitori erano persone semplici. Chi ha letto prima di me questo libro, persone semplici, l'ha incorniciato, che lavoravano in un vecchio circo dei dintorni e gli avevano insegnato soltanto a far volteggiare le palline in aria. Quando giunse il suo turno, gli altri monaci volevano che lui non parlasse, perché dicevano: questo fa fare il disonore al monastero, chissà che sciocchezza dirà. Ma anche lui, nel profondo del proprio cuore, sentiva un bisogno immenso di offrire qualche cosa a Gesù e alla Vergine. E allora notate bene cosa ha fatto. Pieno di vergogna, sentendosi oggetto degli sguardi di riprovazione dei confratelli, che magari con segni sta zitto, non parlare, senza dire parole glielo dicevano, tirò fuori dalla tasca tutto quel che aveva, alcune arance, e cominciò a farle volteggiare perché era l'unica cosa che egli sapesse fare, la finale splendida. Fu solo in quell'istante che Gesù bambino sorrise e cominciò a battere le mani in braccio alla Madonna, e fu verso quel monaco che la Vergine Maria tese le braccia, lasciandogli tenere un po' di tempo il bambino. Miei cari, siamo qui, nessuno di noi è santo, siamo tutti peccatori, siamo tutti con delle belle qualità, degli aspetti, siamo tutti anche fragili,
ci presentiamo dinanzi al Signore così come siamo. Tiriamo fuori, parlo a livello simbolico, quelle 2 arance che magari teniamo in mano e che la nostra vita stasera in questa messa presentiamola con quelle espressioni che diceva quel Papa dei 33 giorni, finisco: Signore, accettami, prendimi come sono, ma fammi diventare come tu desideri. Amen. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi un segno di pace.
il risorto, il vivente, Lui che toglie e prende su di sé il peccato del mondo. O Signore, sostegni di la parola e io sarò salvato. Soccorreteci nelle nostre necessità spirituali e materiali. Ai piedi del vostro prodigioso simulacro, con i nostri antenati si prostrò anche un grande missionario, San Leonardo, che per vostra intercessione ottenne la miracolosa guarigione. Donateci, o Regina del Cielo, lo spirito di fede per credere fermamente, la fiducia nella provvidenza per santificare la festa, un amore puro e generoso a Gesù, via, verità, vita, e alla sua Chiesa, nostra Madre e Maestra. Dall'alto del cielo stendete le vostre misericordie sul nostro cammino per giungere con voi per sempre nella gioia. Amen. Preghiamo e ringraziamo il Signore. O Dio, che in questo sacrificio eucaristico ci hai resi partecipi della tua salvezza, fa che per l'intercessione della Vergine Maria assunta in cielo in anima e corpo giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con noi. Ora ci disporremo per la processione che andrà per le vie del centro storico. Nell'antichità, almeno fino al 1700, se anche qualche anno dopo, la statua miracolosa della Madonna di Piani usciva in processione ogni 50 anni ed era tradizione che fosse portata da 4 sacerdoti. Quest'anno, per un caso fortuito, ci siamo 5 sacerdoti e allora 4 porteremo la statua della Madonna e Padre Piero, che ha presieduto la liturgia, presiederà anche la processione con la Madonna. Credo che siano veramente moltissimi anni che questo non succede più. Ci proviamo, se non ci riusciamo la confraternita ci aiuterà a portarla alla Madonna, però vogliamo almeno provarci. Cerchiamo di conservare il dovuto raccoglimento, pregheremo recitando il rosario mentre cammineremo per le vie del nostro paese, canteremo, tutti siamo invitati a pregare e a cantare insieme, perché come dicevamo prima sia bella e gioiosa la nostra testimonianza di vita cristiana. Ringraziamo i sacerdoti che sono stati con noi in questa giornata, a disposizione per le confessioni, per le celebrazioni. Ringraziamo gli alunni del cielo che hanno cantato per noi a questa celebrazione, le confraternite che sempre sono presenti alle nostre feste. Nell'aprire la processione andrà davanti la confraternita di Piani maschile che porterà il crocifisso e poi le donne, poi le altre confraternite presenti, poi il clero, la statua della Madonna e dietro i fedeli. Quando rientreremo in chiesa riceveremo la benedizione del Signore impartita da tutti i sacerdoti e poi ci fermeremo per un momento di rinfresco e per condividere anche un momento di gioia. Dei Piani, Regina, un poco
Dio che nostro è, noi vogliamo Dio che nostro Padre, noi vogliamo Dio che nostro è, noi vogliamo Dio nelle famiglie dei nostri cari in mezzo al cuore, siamo fortificati, case e figlie, tutti ci chiami di Dio Siamo nel punto più alto della nostra parrocchia e anche del nostro pellegrinare. Siamo arrivati in cima dopo una salita faticosa che rappresenta in qualche modo la nostra vita. La vita è fatta anche di fatica, è fatta di salite. Ma non eravamo soli in questo cammino. Perché siamo arrivati fino qui? Perché abbiamo accompagnato la Madonna. Non è proprio così. È la Madonna che ha accompagnato noi fino qui. Anche se noi pensiamo di essere noi ad averla accompagnata, perché fisicamente l'abbiamo portata, perché siamo noi che abbiamo pregato, perché siamo noi che abbiamo cantato. E invece è Maria che ci ha portato fino qui. Se non ci fosse stata lei oggi, noi non saremmo qui tutti insieme. Noi non saremmo qui in comunità, noi non saremmo venuti fino qui. E allora è lei che ci ha condotti, è lei che ci ha guidati. E questo ci dice che nel momento della fatica, nel momento in cui la strada ci sembra più in salita nella nostra vita, è proprio in quel momento che dobbiamo pensare che non siamo soli, che abbiamo la Madre Celeste, che Maria cammina con noi, che Maria prega per noi e con noi nelle nostre necessità. Allora affidiamo oggi a Maria Santissima tutte quelle persone che sono nella fatica, che sono nella difficoltà, che sono nella prova, lo abbiamo detto a tutte le messe e che avremo pregato per queste persone, ricordando che il nostro celeste patrono San Leonardo da Porto Maurizio, nel momento della malattia, ormai giunto alla fine della sua vita, lo racconta lui stesso nella sua predicazione, sono andato dalla Vergine Maria, sono andato dalla mia Signora per chiedere il dono della guarigione, per chiedere il dono della salute, per poter annunziare il Vangelo di Cristo, per poter essere un predicatore. E la Madonna l'ha ascoltato, ma non ha ascoltato soltanto lui, ha ascoltato quella schiera innumerevole di fedeli che nel corso dei secoli, più di 800 anni questa Madonna quindi ne ha sentito di preghiere alle sue orecchie. Anche la statua, quella del cielo, è 2000 anni che le sente, ma anche questa statua l'ha sentita per tanto tempo. Ha sentito le preghiere di tanta gente, ma ha visto anche quelli che noi comunemente chiamiamo gli ex voto, quindi quelle grazie che secondo le persone che hanno pregato in quel santuario sono arrivate per intercessione di Maria Santissima. E allora anche noi mettiamo davanti a lei le nostre necessità con la fiducia di essere esauditi. E se non verrà incontro a quelle che sono le nostre richieste, almeno sappiamo che la Madonna ci farà capire in qualche modo che la strada che Dio ha preparato per noi è diversa da quella che noi in questo momento stiamo pensando, ma sicuramente non ci lascerà mancare gli aiuti, le grazie per riuscire a percorrere la strada, la vocazione che Dio ha preparato per noi. Affidiamoci dunque con tutto il cuore alla Vergine Maria, sicuri che mettiamo la nostra vita
nelle mani della più dolce, della più tenera tra le madri, la Madre Celeste. Quindi siamo davvero dei fedeli, dei devoti della Vergine Maria che non si stancano di pregarla, che non si stancano di invocarla. E se qualche volta, come dicevo prima, ci sembrerà che non risponda, chiediamo aiutaci a capire dove il Signore ci vuole portare. Sia lodato Gesù Cristo. Prima di partire facciamo il canto Quando nell'ombra, che è proprio il momento ormai del tramonto. Quando nell'ombra cade la sera e questa, o Madre, la mia preghiera fa pura e santa l'anima mia. Ave Maria, Ave, fa pura e santa l'anima mia. Ave Maria, Ave. E quando l'alba annunzia il giorno, all'ara tua faccio ritorno, dicendo sempre con voce pia, Ave Maria, Ave, dicendo sempre con voce pia, Ave Maria, Ave. È giunto al fine del viver mio, prima di render l'anima a Dio, dirò ancora nell'agonia, Ave Maria, Ave, dirò ancora nell'agonia, Ave Maria, Ave. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora tutti i sacerdoti insieme impartiremo la benedizione per voi, per le vostre famiglie, per tutte le nostre comunità. Grazie ancora una volta ai sacerdoti che sono stati qui presenti, grazie alle confraternite, grazie a tutti coloro che nella mia comunità hanno
preparato per questa festa. Ci fermeremo poi qualche istante ancora fuori, come vi dicevo, per condividere un momento di rinfresco. Il Signore sia con voi. Inclinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Vi protegga sempre la Vergine Maria, che ci ha dato l'autore della vita. Amen. A tutti voi qui riuniti per celebrare devotamente la solennità dell'assunzione al cielo della Vergine Maria, conceda al Signore la consolazione dello Spirito e la felicità eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.